Novità all'orizzonte per Etra. È iniziato infatti il percorso che porterà all'aggregazione con AVA, Alto Vicentino Ambiente, e farà nascere il più grande gruppo veneto operante nel comparto dei servizi ambientali. La conferma oggi da parte di Andrea Levorato, presidente del Consiglio di gestione di Etra. In autunno il confronto con le amministrazioni locali. Abbiamo quindi tutti i numeri oggi per poter guardare con fiducia al futuro, in particolare ad un nuovo piano industriale che in autunno condivideremo con i sindaci, soprattutto anche con le nuove amministrazioni che si sono insediate con le ultime amministrazioni, in modo da condividere un percorso che ci deve vedere come protagonisti nel panorama veneto, anche in un'ottica di politiche aggregative delle utilities venete. È stato annunciato anche il cambio di statuto per modificare la governance attuale, che prevede una gestione duale per passare ad un consiglio di amministrazione classico con 3 o 5 membri. È stato dato all'ultima assemblea dei soci una bozza di statuto che è al loro esame, all'esame dei sindaci, su cui saremo pronti a confrontarci nei mesi autunnali, e che prevede una semplificazione della governance, cioè il passaggio dal sistema duale con un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione ad un consiglio di amministrazione tradizionale. La parola quindi è passata ai sindaci, che decideranno nelle proprie giunte e nei propri consigli comunali.